Ciao, nel video di oggi ti voglio parlare di uno strumento ormai quasi indispensabile per chi pratica l'escursionismo, ovvero sto parlando dei bastoncini da trekking. Buona visione! Negli ultimi 10 anni, 10-15 anni, i bastoncini da trekking hanno avuto uno sviluppo incredibile, ormai quasi tutti li utilizzano. Vediamo cosa sono questo strumento. Non sono altro che dei bastoncini, per l'appunto telescopici, che servono sia per la progressione in salita che in discesa durante una camminata o un'escursione. I bastoncini da trekking per l'appunto hanno avuto un grosso sviluppo, soprattutto negli ultimi anni, perché effettivamente c'è un vantaggio nel loro utilizzo. Il primo vantaggio ovviamente è quello di aiutarci nella progressione sia in salita che in discesa. È ovvio che aiutandoci anche con le braccia andiamo a scaricare un po' di fatica dalle gambe. Inoltre, siccome utilizziamo anche le braccia, un po' del peso dello zaino viene tolto dalla schiena e dalle spalle, finisce un pochino sulle braccia, quindi c'è anche un piccolo sollievo dal peso dello zaino. Però secondo me il vantaggio principale di utilizzare le racchette sta nel fatto che quando noi stiamo progredendo utilizzando due racchette, ovviamente il nostro equilibrio aumenta, abbiamo almeno 3 punti di appoggio a terra e quindi la nostra progressione è più sicura, ci sentiamo più sicuri e abbiamo più equilibrio. Questo secondo me è il vantaggio principale nell'utilizzo delle racchette da trekking. Le racchette vanno sempre utilizzate in coppia, se ne utilizzano due, questo sia per una questione di simmetria dello sforzo ma anche per la questione dell'equilibrio. Se noi utilizziamo due racchette, quando camminiamo abbiamo un piede alzato e due racchette e almeno due racchette a terra. Al limite abbiamo un piede alzato e solo una racchetta a terra, sono sempre due punti di appoggio a terra contemporaneamente su terreno magari sconnesso, quindi ci dà molto più equilibrio e insomma la progressione è più sicura. Questo secondo me è il vantaggio principale. Assieme ai vantaggi ci sono anche degli svantaggi nell'utilizzo delle racchette. Quello che mi viene in mente, il primo che mi viene in mente può essere in un tratto di sentiero un po' sconnesso, difficile, dove magari dobbiamo utilizzare le mani, però se le mani sono impegnate nella presa delle racchette, insomma non sono disponibili per prendere un cavo o la roccia. Ecco che in questi casi abbiamo due soluzioni: o dobbiamo chiudere le racchette e metterle nello zaino, togliendo lo zaino e tutto quanto, oppure le teniamo in una sola mano e con l'altra prendiamo gli appigli. In questo caso è ovvio che siamo un po' in una situazione critica, le racchette possono impigliarsi, possiamo mancare un appiglio. Ecco, in questi casi le racchette magari sono di ingombro, oppure in un tratto, le racchette ovviamente in ferrata non servono, dobbiamo avere entrambe le mani libere, quindi anche in questo caso magari c'è un avvicinamento alla ferrata, noi utilizziamo le racchette, poi bisogna arrivare lì, toglierle, metterle via. Magari le punte sono d'impaccio durante la ferrata, ecco, quindi diciamo che gli aspetti negativi legati all'utilizzo delle racchette sono questi. Poi ci può essere anche un aspetto negativo legato all'equilibrio. Se io mi abituo ovviamente ad utilizzare sempre le racchette, quella volta che non ce le ho magari posso essere in difficoltà, posso essere un po' in difficoltà in un tratto, magari mi rigidisco, un po' di paura e rischio di scivolare. Io non ho notato, a dire la verità, questa grossa perdita di equilibrio senza racchette, però sono solito evitare di utilizzarle se il sentiero è molto semplice. Quando ho sentieri proprio facili e magari brevi, non mi porto le racchette, così cammino ogni tanto con, ogni tanto senza, e faccio un po' questa alternanza, così io non ho trovato grosse difficoltà. Certo, è ovvio, questa è una cosa abbastanza soggettiva e magari non vale per tutti. Vediamo adesso come vanno utilizzate le bacchette. Per camminare non ci sono grosse difficoltà, solitamente si segue la regola braccio sinistro avanti, gamba destra avanti e così via. Poi dopo ognuno cammina un po' come vuole, insomma diciamo questa è la regola, io non è che la seguo in maniera fissa. Ovvio bisogna stare attenti a tenere le bacchette larghe per evitare di inciamparsi su di loro e attenzione anche a chi vi precede o chi vi segue, perché magari soprattutto su roccia la racchetta può scivolare e rischiamo di colpire la persona che ci sta dietro, oppure la persona che è davanti rischia di colpire noi. Per cui se siamo in gruppo mantenere almeno un metro e mezzo di distanza dalla persona che ci precede. Poi una nota riguardante l'impugnatura:
tutte le bacchette da trekking hanno questo lacciolo. È meglio non utilizzarlo, ovvero impugnare la bacchetta in questo modo, non infilare all'interno la mano. Perché questo? Perché in caso di scivolone, di caduta, se noi dobbiamo mollare immediatamente il bastoncino, questo deve cadere, noi dobbiamo appoggiare la mano a terra o dove capita. Se noi teniamo la mano qui dentro rischiamo di, noi cadiamo, la bacchetta magari resta piantata e ci crea problemi alla spalla, al gomito, al polso. Quindi meglio sempre camminare impugnando il bastoncino da trekking in questo modo, senza il lacciolo. Una precisazione va fatta per quanto riguarda la camminata del Nordic Walking. Spesso si tende a pensare che sia la stessa cosa. In realtà la camminata da trekking con racchette non c'entra assolutamente col Nordic Walking. Quella è una disciplina a sé che prevede innanzitutto delle racchette dedicate con un'impugnatura particolare. E poi il Nordic Walking si pratica su terreni quasi pianeggianti o poco pendenti e regolari, no? Su sentieri, mulatiere. È proprio un'altra cosa che non c'entra con la progressione in montagna con le bacchette da trekking. Infine ti voglio parlare della tipologia di racchette. Esistono, diciamo, molto diffuse due tipi di racchette telescopiche, entrambe o con chiusura a vite come in questo caso, o con chiusura a morsetto come in questo caso. Poi esiste un terzo tipo per cui la lunghezza è fissa e ci sono delle sezioni smontabili, ma quelle sono un po' meno diffuse. Io le ho provate tutte e due, questa è a vite e l'altra a morsetto. Devo dire che entrambi i sistemi funzionano, non ho trovato grosse differenze. Forse il sistema a morsetto è un po' più veloce quando io devo andare a chiudere o a regolare la bacchetta, ma insomma non c'è una grossa differenza tra i due. I materiali di costruzione possono cambiare, possiamo avere carbonio molto leggero ma molto costoso e se si incrina vanno buttate, oppure alluminio, queste sono tutte e due di alluminio, oppure alluminio un po' più pesante ma costa di meno e se si piegano, ovvio si piegano leggermente, si possono utilizzare ancora. Magari quando si piegano l'unico problema è che poi non si chiudono del tutto, ma insomma questa anche se piegata si può utilizzare ancora. Un'altra cosa che cambia da bacchetta a bacchetta è l'impugnatura. In questo caso è di plastica dura e io non mi trovo granché bene perché fa sudare e a me almeno provoca delle vesciche. E poi è un po' scivolosa se le mani sono bagnate, oppure come in questo caso può essere in neoprene. Il neoprene la trovo molto comoda, questa impugnatura in neoprene, non scivola anche se la mano è bagnata ed è un po' più comoda, non mi fa vesciche, preferisco decisamente l'impugnatura in neoprene. Inoltre è molto comodo avere anche un po' di impugnatura lungo il bastoncino, perché in caso di terreno sconnesso magari dobbiamo utilizzare una presa un po' più bassa sul bastoncino e abbiamo comunque del materiale un po' più comodo. Certo, si può fare anche su queste, ma qui abbiamo l'alluminio, qui invece c'è un po' di gomma, quindi questo lo trovo molto comodo. Infine la punta, un po' tutte le bacchette hanno la punta in ferro, poi esistono degli adattatori di gomma che si possono infilare sopra se utilizziamo le racchette in terreno roccioso o su asfalto. Ti consiglio di utilizzare sempre le rotelline, anche d'estate nella bella stagione ci sono delle rotelline un po' più piccole che evitano che la racchetta si infili nel terreno più di tanto. Poi d'inverno esistono quelle più larghe per la neve. Queste erano le informazioni base sui bastoncini da trekking. Se non ne hai ancora un paio, vuoi acquistarne un paio, io ti consiglio ovviamente di non spendere subito cifre esorbitanti perché magari poi non sai se effettivamente le utilizzerai, se ti potrebbero servire. Però allo stesso modo non ti consiglio di spendere pochi euro. Da Decathlon hanno proprio le racchette base che non so se costano forse 10 euro il paio, ma sono veramente proprio super entry level, rischi che ti si rompano alla prima uscita, per cui magari per un paio di racchette vai a spendere almeno una ventina di euro. In questo caso ti porti a casa già un prodotto decente tipo questo, chiusura a vite con un set di rotelline e comunque un'impugnatura buona, un prodotto che resiste, che non si rompe alla prima uscita. Quindi ecco, il mio consiglio è non spendere tanto ma nemmeno proprio pochissimo, trova una via di mezzo,
e hai comunque uno strumento che ti dura una vita se lo tieni bene, a meno che tu non lo pieghi è difficilissimo che si rompa qualcosa di un bastoncino da trekking. So che i bastoncini vengono utilizzati molto anche nel trail running, però io non lo pratico, quindi non ti posso dare consigli. Magari se ti interessa un consiglio sul bastoncino nel trail running, chiedi a Omar, lui è il super esperto, anzi magari questo può essere uno spunto per Omar per parlarne in uno dei suoi video, e approfitto, un saluto a Omar. Credo di averti detto proprio tutto sui bastoncini da trekking. Se mi sono dimenticato qualcosa fammi una domanda, lasciami un commento che come al solito vedo di risponderti. Spero che il video ti sia piaciuto e ti possa anche servire. Io come al solito ti ringrazio per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo, ciao!